Niente, nella ripresa abbiamo fatto subito 3 cambi che hanno fatto sì che comunque gli avversari rimontassero, quindi non sono stati fatti i giusti cambi. E loro, cioè, loro ci hanno sempre creduto, non hanno mai mollato, poi abbiamo avuto molti errori nostri difensivi e pure le azioni non abbiamo mai concretizzato perché di mezzo oggi c'è stata pure la sfortuna. Penso di aver contato almeno 7 palli tra il primo e il secondo tempo. Niente, faccio i complimenti agli avversari, loro hanno comunque la voglia di far punti, stanno da zero. Noi sul 4-1 ci siamo proprio addormentati ed ecco qua il risultato, hanno vinto loro. Eh, no, era da gestione. Sul 4-1 noi ci sentiamo comunque un po' sicuri del risultato di portare a casa la partita, quindi il mister ha scelto di far scendere in campo giocatori che hanno giocato poco fino adesso, però a mio avviso li dovevi gestire uno per volta, che abbiamo fatto in 3 insieme. Io secondo me era giusto fare i cambi verso gli ultimi 15 minuti perché comunque la squadra deve rimanere gli 8 titolari del primo tempo e chiudere prima possibile la partita perché questo sport ti dimostra che sul 4-1 non può stare sereno, quindi niente. Beh, sicuramente il Cottini ha una grande esperienza nella Lega, poi non so se sono 2 o 3 anni che già fa la Serie A. Noi siamo comunque una neopromossa e abbiamo un buon gruppo. Sarà una bella partita, noi comunque scenderemo in campo, come posso dire, più determinati rispetto a oggi e credo che sarà tutt'altra partita, sarà una bella prova di carattere. Ecco.